Alle mie spalle la porzione del Ponte Verdura crollato, grossi disagi per gli automobilisti, la Sicilia spaccata in due. Oggi incontro al comune di Ribera tra il sindaco Carmelo Pace, altri amministratori della zona con le organizzazioni di categoria per fare un po' il punto della situazione. Sentiamo le preoccupazioni del sindaco Pace. Le istituzioni devono collaborare nell'unico interesse della salvaguardia della sicurezza, della viabilità e di tutto il comprensorio, per i fattori economici, per i fattori soprattutto anche della salute, dell'emergenza. Siamo nel cuore della campagna agrumicola e nonostante tutto stiamo affrontando questa situazione anche con il coinvolgimento chiaramente della questura, della polizia stradale, avendo delle deroghe all'ordinanza con serenità. Però stiamo subendo dei danni, questo è vero. Molti commercianti si stanno rifiutando di venire a comprare le arance a Ribera proprio perché devono affrontare un percorso tortuoso, quindi facendo lievitare anche i costi per venirsi a approvvigionare delle nostre arance. Non solo le aziende agricole, i produttori, ma anche i pendolari, grossi disagi. I pendolari. Sabato mattina io incontrerò la ditta Gallo perché abbiamo appreso che le corse Ribera-Palermo, che prima erano una decina durante il giorno, si sono limitate a 2, quindi creando grossi disagi. All'incontro di questa mattina presente tra gli altri il deputato di Ribera Giuseppe Ruvolo, che ovviamente è particolarmente interessato a questo problema, a questa vicenda. Allora ascoltiamo Ruvolo. Certo è un fatto emergenziale, di fatto è avvenuto un terremoto, è stata divisa la Sicilia in due, Sicilia occidentale e Sicilia orientale. I disagi sono notevoli, però troviamo anche la comprensione soprattutto dei cittadini di Ribera e del comprensorio per il traffico notevole che si sta svolgendo dentro i nostri paesi. Però il senso di responsabilità prevale. La soluzione, seppur tampone, è attesa per la giornata di domani. C'è un incontro ad Agrigento tra il Genio Civile e l'ANAS, che avrebbe già dei progetti pronti per intervenire, per mettere in sicurezza questa parte del Ponte Verdura. Ascoltiamo ancora il sindaco di Ribera Carmelo Pace. Già domani noi aspettiamo delle risposte, non ci hanno dato altre notizie, si sono limitati a dire che comunque potrebbero essere delle soluzioni, se avranno il supporto tecnico, che può essere adottata già nell'immediato. Grossi disagi in questi giorni? Madonna, di quelle potenti, specialmente quel ponte che è rotto, impressionante la cosa. Poi ci sono stati molti incidenti. Grandissime difficoltà su tutti i fronti, anche sul manto stradale che si usura nel centro di Ribera. Moltissimi disagi, ma purtroppo le soluzioni sono di là da venire. Chissà quanto e come troveranno una soluzione.